Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle mie condivisioni, quelle che trovate ovviamente sul mio canale YouTube. Per quanti ancora non mi conoscessero, mi chiamo Ildegarda e sul mio canale troverete moltissimo materiale indicizzato, nel senso raccolto in diverse playlist. Andate, cercate gli argomenti che possono fare al caso vostro, sono raccolti appunto in varie playlist per argomento. Io mi occupo di radionica, radiestesia, tarologia, ermetismo e astrologia. In particolare la mia provenienza, il mio percorso è di estrazione cabalistica, quindi se siete interessati ovviamente a queste discipline, queste materie, sicuramente siete nel canale giusto. Vi ricordo tra l'altro che ogni lunedì e ogni venerdì alle 21:15 io eseguo delle dirette sempre sul mio canale, dirette di Sibille e il Marietto Veneziano, per il quale vi invito ad iscrivervi anche al suo canale, il mercoledì alle 18 sempre con dirette gratuite sulle Sibille. Quindi questi sono tra l'altro degli spazi che potrete usare per interagire direttamente con noi e anche per fare delle domande. Allora, il rituale per cui avvio questa condivisione oggi è un rituale molto importante, molto semplice nello stesso tempo. È importante perché utilizza un nome divino della tradizione cabalistica, e questo infatti un piccolo rituale di estrazione cabalistica, ed è comunque semplice perché ciò che vi occorre è alla portata di tutti ed è sicuramente in tutte le cucine. Quindi un piccolo riquadro, non tanto piccolo, però un riquadro di carta da cucina, un altro piccolo ritaglio, una coppa, un pennarello nero e il riso, quindi cose che bene o male in tutte le case dovremmo reperire facilmente. Come e quando svolgere questo rituale? Non c'è un momento preciso, il nome divino è sempre in funzione, eventualmente proprio per la sua qualità di manifestazione e per le sue virtù collegate proprio al potere di questo nome, associato per la tradizione cabalistica al nord, quindi all'elemento terra, conviene muoversi in giorni come per esempio il sabato, in fasi di luna crescente, ma anche se non doveste osservare questo, andrà comunque bene. Se vorrete magari dargli quella spinta in più e siete capaci di andare a verificare le ore planetarie, scegliete magari un'ora più propizia rispetto a quello che può essere la vostra richiesta. Di cosa si può occupare questo rituale? Bene, se la vostra vita è bloccata in qualche modo, se sentite di fare qualcosa, un lavoro, qualche mansione, qualche occupazione che non è quello che desidera la vostra anima, se sentite di avere un talento che non è compreso o che potreste fare altro e che magari il vostro desiderio è magari di natura artistica e non siete compresi né sostenuti da nessuno intorno a voi, perché al giorno d'oggi tutti pensano che a fare l'artista c'è poco da ridere, da guadagnare, quindi siamo scoraggiati magari dalle persone intorno a noi, eppure potrebbe trattarsi invece della nostra reale vocazione. Ma anche se non fosse questo, se sentite che non state facendo la cosa giusta e vorreste che si defilasse di fronte a voi il sentiero più opportuno, più corretto per voi, e quindi se volete ehm, propiziare, mettiamola così, non tanto un desiderio egoico, quindi qualcosa che possiamo anche esserci messi in testa e che potrebbe non essere poi in realtà il nostro vero destino e compito, ma se desiderate veder comparire nella vostra vita la strada più giusta per voi, allora questo è il rituale di sblocco più forte che possiate realizzare. E come vi ripeto, è molto semplice. Allora, tutto quello che dovrete fare, ve l'ho detto, è
e lo faremo passo passo insieme, e utilizzare appunto un foglio, un quadrato di carta da cucina e un pennarello, e inizieremo con il tracciare un sigillo. In questo sigillo, ho detto, applicheremo il nome Agla. Agla è un nome potentissimo, è il nome di tutto ciò che conferma la potenza di Dio in eterno. Infatti Agla è l'acrostico delle parole Ate, Gibor, Leolam, Adonai. A, G, L, A, quindi si prendono le iniziali di questi nomi, Ate, Gibor, Leolam, Adonai, e si forma un sigillo che esiste già nella tradizione e che serve appunto a condensare quello che è il desiderio o comunque il percorso più adatto a noi. Questo perché insito in questo nome c'è la conferma e l'accettazione del potere superiore del divino e quindi della sua volontà, come se nella preghiera, vi ricordate la preghiera del Padre Nostro, sia fatta la tua volontà, quindi tra l'altro la vera chiusura del Padre Nostro è tu sei potente nei secoli dei secoli, tu è il nome, tu è la gloria, tu è la potenza per tutti i secoli dei secoli, quindi in fondo è stato tradotto questo Agla nella tradizione cristiana. Agla significa proprio questo, a te Gibor Leolam Adonai. Perfetto, allora procediamo, dovrete a mano libera, perché non occorre, ecco, usare qualcosa di particolare, disegnate un cerchio al centro del foglio, ok? Un cerchio sufficientemente grande, ma non troppo, perché non è l'unica cosa che andiamo a disegnare. Come sapete, tutti i sigilli vengono tracciati all'interno di un cerchio, quindi anche questo non esula dalla tradizione. Faremo poi una croce mantenendo le linee di intersezione più estese, più lunghe del cerchio. Ok, va bene? Si prosegue ponendo ai vertici della croce, quindi all'estremità, un triangolo che però abbia la punta rivolta verso il cerchio. Ok, io disegno i passaggi insieme a voi e li faccio un po' alla volta e ve li mostro. Avete visto? Ecco, visto? Perfetto. Beh, potrei anche magari fare così. Vediamo un po'. Ecco, ora. Faremo poi una linea più lunga e una più corta, una linea più lunga e una più corta, una più lunga, una più corta, una più lunga, una più corta, e sempre mettiamo ai vertici questi triangoli. Ok, abbiamo quasi fatto. Vorrei non pasticciare facendo sbavature. Ecco qua. Ok, perfetto. A questo punto procederemo a scrivere il nome divino Agla. Cerchiamo di mantenerci però non troppo nel settore al centro, perché dovremo disegnare poi un ulteriore cerchio concentrico, quindi ci teniamo all'estremità. Ok? Agla. E infine questo, un ulteriore cerchio. Bene, questo è il simbolo che andiamo ad utilizzare nel nostro rituale. È un sigillo molto importante, vi ricordo, che contiene al suo interno un nome che a livello cabalistico è di primaria importanza. È uno dei 4 nomi della croce cardinale, pertanto poi è collegato all'elemento terra e al nord, quindi è l'elemento condensatore. Vale a dire che è quello che porta a realizzazione ciò che è nei livelli, nei regni spirituali qui su questo piano.
questo è, diciamo, il suo scopo e compito magico. E per ulteriore rafforzamento scriveremo a te, Gibor Leolam Adonai. Ok, ve lo mostro così potrete fare altrettanto. A te Gibor Leolam Adonai, che come vi ripeto è l'estensione dell'acrostico e che tradotto significa tu sei potente Signore per tutti i secoli. Una volta fatto questo, ok, provvederemo ad arrotolare il simbolo. Non dovremo piegarlo, non dovremo fare altro che arrotolarlo e inserirlo nella coppa. Stessa cosa faremo per il foglietto dove abbiamo scritto invece i nomi divini che compongono l'acrostico. A questo punto, semplicissimo, andiamo a mettere del riso. Il riso, sapete che a livello occulto ha un compito importante, corrisponde al lavoro e al frutto della terra, assorbe via ciò che non va e manifesta, condensa, quindi è sempre un segno di abbondanza, prosperità e anche fertilità, considerate che viene usato anche come buon auspicio nei matrimoni. Quindi questo è quello che dobbiamo fare, non è difficile, è facilissimo, è velocissimo ed è molto molto importante, molto potente. Una delle cose più importanti che dovete fare nel momento in cui tracciate il simbolo è fermarvi con il pensiero, cioè proprio convogliare la vostra intenzione, il vostro pensiero su quello che è il vostro intento, cioè di far emergere non solo i vostri talenti che sono latenti, ma anche le opportunità di manifestarli e di realizzarli in questo mondo come scopo della vostra vita, perché quello è il motivo per cui poi ciascuno di noi è nato, no? Per portare il proprio contributo e per conseguire un percorso di natura spirituale. Pertanto chiediamo al Divino, in poche parole, di realizzare questo per noi e di sbloccare quello che è il nostro vero destino. Grazie a tutti, vi ricordo che se avete domande potete scriverle nei commenti, appena sarà possibile vi risponderò e se desiderate comunque un colloquio privato con me, io rispondo su appuntamento, 20 euro 45 minuti. Grazie a tutti e buon proseguimento. In bocca al lupo.